Buondì, siamo qua per l'Istituto di Ladin della Dolomites per il programma Intra la nostra dente. Siamo in Guima con Alpiero Maier, buondì, e siamo in il museo del paese di Guima e i domandon in cant che l'ha fatto sto museo e perché. Nell'86 un gruppo di amici qua della Val di Guima, esclusivamente della Val di Guima, hanno voluto cercare in qualche modo di salvare questi 4 oggetti che erano perché le case che altrimenti andava perduti. E a un buon al contributo di Jean Paul della Dent, la collaborare tutti, e in quel giro dell'anno siamo riusciti a mettere insieme questo piccolo museo, diciamo così, esclusivamente degli usi della Valle di Guima. Gli attrezzi, diciamo, dell'agricoltura, dei fabbri, falegnami, degli artigiani in genere di Guima, che diciamo che aveva una tradizione molto importante anche del secolo passato. Ne era tantissimi che faceva i carpentieri, i falegnami, eccetera. Cioè è una tradizione proprio. Sia pure che siamo del comune di Tolloaut, però sono sin tagliati fuori gli usi appunto e i costumi e si diversifica molto con chi del forno e anche di Zollo Alto, è proprio una differenza, una sostanziale differenza. E io che lo vengo dentro anche al resto del Zollo qua a vedere e funzionano bene, vengono dentro a vedere. Sì, diciamo che in prima anni sì, ha una certa curiosità e diciamo che pure anche la regione l'ha riconosciuto, infatti nel sito al Catè in regione è riconosciuto come museo abbastanza, sia pur piccolo, ma abbastanza importante, insomma, no? Per cercare di raccogliere il più possibile questi oggetti. Poi i primai, diciamo che l'era più partecipazione, anche sarà la curiosità, sarà, non so, comunque da poco il passare degli anni, purtroppo adesso è quello che le bisogna rinnovare. Probabilmente le bisogna di un colpo di si mette ai tempi. Comunque gli hanno certo interesse l'estate delle scuole medie, anche della provincia, sì. E fai anche visite di sta? L'è aperto luglio e agosto e per visite guidate è sempre aperto, basta fissare l'appuntamento, sono sempre disponibili. Purtroppo il problema diventa questo, che questo gruppo di amici pian piano sono in 7 o 8 al massimo e se dà anche i turni, poi l'estate che va in ferie, cioè ha anche il problema di poter gestire un po' diversamente, cioè dei già più di importanza anche, perché sennò no. E in ti usi del presente ha qualche utilità di zona al museo? Valo corua a Valk o sol che parede come che l'era una volta? No, di salvarsi gli oggetti e gli usi di una volta, però il nostro intento era quello di fare anche, non so, delle piccole mostre di fiori, l'ENA sua appunto come istituto culturale. Dei fiori, dei funghi, di erbe officinali, così, e diciamo che l'hanno fatta anche abbastanza, insomma, adesso è un po' di stagno. E hai fatto anche le scandole per ristrutturare la Gisia di questo gruppo di persone, ma come che se le fa una volta o come? Sì, hanno voluto proprio, sono messo diciamo, di impegno per voler rifare proprio con i metodi di una volta, sia con gli attrezzi di una volta, sia al legnam, al posto dove che dai nostri nonni ne tramandava questo è il posto da scandole, eccetera. E siamo riusciti a un domandato al comune, gentilmente ne ha dato al legname e sotto al mezzodì, questo è importante, sotto al mezzodì qua per noi
mezzodì, però San Sebastiano, hanno voluto fare là e portare a casa con l'elicottero e nella portare qua la forestale. E allora hai fatto anzi con la maniera renauta, anzi dorando quel che ha un adesso. Sì, ma proprio esclusivamente al trasporto, se no hai voluto proprio mi metto di Pontiglio e di volon le fa proprio sul posto che resta come chi fa proprio una volta, il tagliava la pianta, il spaccava, il la seccava un po' sul posto e dopo se la portava a casa d'inverno oppure con la verla di sta. Così, ecco. E quante scandole ho fatto? Le scandole ne hanno fatte 24.000, è stato un lavoro importante, però anche con soddisfazione, insomma, lei che è andato tutto bene. E dopo l'andare hai fatto anche le scandole perché l'altra Gisi è in 2 anni fa hanno rifatto il campanile della chiesa della Gisia di San Roque, l'era del legno. L'hanno rifatta, che l'era fatta all'inizio del secolo 1900 circa, hanno voluto fare il nuovo del legno, rispettare al massimo la tradizione, hanno fatto il campanile e successivamente l'anno dopo hanno fatto anche la copertura della chiesa e ne è andata anche là 12.000 o 13.000, salvo il vero, una più, una manco. E hai anche un statuto di questo gruppo? Sì. Spiegami in come che le... Questo gruppo di amici dell'86, perché sotto mano del Minolai, comunque hanno costituito un gruppo di amici che doveva servire appunto per raccogliere queste robe e anche per fare valdi importante anche che non muore proprio il paese. Comunque lei a scopo non di lucro, esclusivamente a scopo non di lucro e solo volontariato, basta. E insomma ho veduto che vindo da re a cercare di capire come che si fa una volta si può ancora imparare per adesso. Sì, certamente le robe che meriterebbe anche le passare ai giovani e di questo mi tocca dire la verità, avendo interessato un po' chi piccoli, anche 10-12 anni, così, gli è venuto volentieri sul posto e ti avevo un certo interesse sia per fare le scandole, a Maraison, lì è una dimostrazione appunto di come dei mestieri della valle e fra i vari posti sono anche noi che fanno le scandole. Ecco. E vi porta su gli arnesi per fare? Portano su all'Ares, che le scandole esclusivamente dell'Ares, portano sui bottoi e là con chi tosate fanno le scandole sul posto, là dimostrare così che si può fare ancora. Cioè non da dare il meno possibile i mezzi, ma se pur fai stesso, i mezzi moderni intendi, si può fare lo stesso, insomma, lei si arriva alla fa. Allora, questo museo l'ho corru per preservare quel che era una volta e per imparare valgre nuovo per adesso, senza perdere quel che sia ai nostri nonni, bisnonni. Sì, mi tocca dire, rispolverando un po' la storia dei nostri nonni, che è molto 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 da imparare perché le ogni giorno scopri nuove e le tecniche anche di adesso. Purtroppo, che parlano di queste scandole, le più facili andare a comprare ormai, così le compra al supermercato e buono. Vedo adesso qualche arnese che si dorà per fare le scandole? Praticamente con la mazzucola, il manarin e due conec, praticamente è tutto per fare la scandola. Ecco. Bene, allora vi ringrazio e ne hai mostrato queste robe del museo e ne hai spiegato anche quel che lei, che lei anche l'anima di Guima, no? Sì, esattamente, mi ringrazio a voi, se resta viva di tradizione siamo molto contenti. Vi ringrazio e a sarete.